Pomeriggio l'arrivo della tappa del Giro d'Italia a Treviso con la vittoria di De Bon, il capoluogo della Marca vestito a festa per l'evento che ha visto invadere la città di turisti e cittadini. Il sindaco dice Treviso capitale del ciclismo. Dagli appassionati delle due ruote ai commercianti la festa in rosa della città. Questo evento, dicono, è un segno della ripartenza. Decine di milioni di danni per il maltempo. Il presidente Zaia firma lo stato di crisi, vertice tra 7 sindaci a Spresiano per far partire la richiesta indennizi ad Avepa. Molti degli agricoltori colpiti dal maltempo non erano assicurati. La sindaca di Maserra racconta: li ho visti piangere, l'appello di Coldiretti, servono indennizi per loro. Tragedia in Perù, 48enne missionario salesiano di Loria muore in un incidente stradale. Il cordoglio della diocesi della comunità si trovava in Sud America da 5 anni. Telemedicina, a Ponzano il direttore generale dell'ULSS 2 incontra un centinaio di pensionati. A breve l'azienda sanitaria acquisterà e distribuirà i braccialetti elettronici per monitorare i malati cronici. L'oasi di Cervara di Quinto dopo la pandemia torna a essere la meta di turisti e visitatori. Abbiamo trascorso una giornata in questa meravigliosa riserva naturale. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati ai telegiornali di Treviso. Una Treviso che ha visto oggi la febbre rosa del Giro d'Italia e l'arrivo della 18ª tappa. E allora subito in collegamento con il nostro Cristian Arboiti insieme a Mattia Pizzaia e vedo con il sindaco Mario Conte. A te Cristian per raccontarci questa giornata. Sì, Nicola, buongiorno, buonasera anzi a te e a tutti i telespettatori di Antena 3. Hai parlato di febbre, una febbre che è salita nel corso della giornata, una Treviso rosa, davvero rosa come non si vedeva da tempo, un segnale che tanti cittadini aspettavano, cittadini e commercianti. Un evento dai grandi numeri che è iniziato questa mattina da Borgo Valsugana, 156 chilometri con poche asperità ma tanta passione, tanta energia. Prima lo scenario delle scale di Primolano, poi il muro di Ca del Poggio, questa carovana che ha toccato prima la provincia di Trento, poi un pezzettino di Vicentino, è salita attraverso le scale di Primolano nel Feltrino per, diciamo così, la prima parte bellunese e poi la provincia di Treviso con i colli del Prosecco, il ponte di Fener tra Belluno e Treviso, Valdobbiadene, Guia, il muro di Ca del Poggio, iconico, davvero iconico per tutti gli appassionati di ciclismo, poi ancora Susegana e infine appunto Treviso, dove è stata una vera e propria esplosione, dove in tanti, migliaia hanno accolto il vincitore in volata, un fantastico Dries Der Bont, un ciclista belga, classe 1991, anche se la maglia rosa resta saldamente sulle spalle dell'equadoregno Cavaraz, quindi insomma una carovana che ha appassionato e soprattutto dai grandi numeri. Di quanti visitatori stiamo parlando solo per la città di Treviso, Sindaco Conte? Buonasera a tutti, consentitemi prima di dire i numeri però di ringraziare le persone che adesso stanno lavorando, perché a poco più di un'ora dall'arrivo adesso c'è Contarina, ci sono i volontari della protezione civile, la polizia locale che sta lavorando per riaprire le strade pulite, e quindi il mio ringraziamento va a loro, compresi voi giornalisti che avete portato nelle case questa esperienza. Parliamo di 30.000 persone come pubblico in città, 10.000 a Ca del Poggio, quindi numeri straordinari che sono stati confermati anche dagli organizzatori del Giro, che hanno trovato in Treviso una città dal DNA ciclistico e la gente l'ha confermato, quindi ringrazio davvero i miei cittadini, tutti gli appassionati di ciclismo, tutti quei turisti che arrivavano da tutto il mondo, perché ho visto anche tante bandiere dall'Ecuador, dall'Inghilterra, dalla Francia, insomma davvero una bellissima giornata per Treviso, per il ciclismo e per lo sport. E allora vediamola questa giornata, il sindaco Conte resta con me, ci sono stati anche degli stranieri. Cominciamo con questo primo contributo. Si è ritornati a fare per il Giro? Sì, benissimo, bravo. Era anni che non venivo più, ma questa volta il motivo c'è, insomma, mi sembra, no? È un'emozione. Bellissima. Il ciclismo è sempre bello guardare a casa con amici, in famiglia, ma viverlo dal vivo è ancora tutta un'altra emozione. Ecco, la bici, possiamo dire che la bici è nel DNA dei trevigiani. Senz'altro, anche se l'età è avanzata, però sempre siamo pronti a pedalare. Sicuramente è bellissimo che ci siano questi eventi in città,
abbiamo fatto una bella partita noi sabato, oggi c'è il Giro, quindi sicuramente è bello, c'è una bella atmosfera in città, tanta gente qui in giro a guardare sport e sicuramente fa sempre bene. Molto bene, la città è organizzata bene, siamo contenti, bene o male si fa qualcosina, dai. Pensavo di no, ti dico la verità, e invece l'hanno organizzata bene quest'anno, sono contento. Questa è una ripartenza al di là di ogni retorica, forse è la volta buona. Diciamo di sì, dai, adesso penso positivo. Il SUEM 118 di Treviso sempre in prima linea. Assolutamente sì, come sempre nei grandi eventi a Treviso siamo presenti. Il nostro compito oggi sarà quello di occuparci di tutte le urgenze che riguardano le persone che oggi partecipano al Giro, quindi non gli sportivi ma tutti quelli che invece sono qui oggi a godere di questa giornata. Siamo dislocati lungo tutto il percorso della città di Treviso, abbiamo 170 volontari su tutto il percorso e sono arrivati da tutta la provincia a dare una mano alla città. Where are you from? From Germany. And here in Treviso for For the Giro d'Italia. Etapa 16? Yeah. You enjoy? Yeah, we enjoy it. Treviso is very nice city actually. Yeah. Io lo studio qui in Borgo Mazzini e quindi per forza di cose assistiamo a questo splendido evento che comunque il Giro d'Italia porta sempre gioia, felicità, voglia di festa. E come trova la sua città? Beh, meravigliosa, in rosa oggi, completamente stupenda. Ecco, ci voleva per risollevare un po' l'umore. Ci vuole questo tipo di manifestazioni, anzi speriamo che ne tornino anche il prossimo anno, non solo il Giro d'Italia ma anche qualcos'altro. Ecco, queste alcune voci. Tra l'altro stavamo parlando con il sindaco, ci sono turisti, tanti turisti che stanno popolando questa città. Ecco, quelle signore ci hanno appena detto che sono della Germania ma sono timide, non vogliono rilasciare dichiarazioni, però tanti turisti, fa bene insomma, fa bene all'umore e ce lo può confermare anche Giovanni Kerr, presidente della Federalberghi. Ci sono i turisti. E certo, stanno arrivando, guarda qua è piena la città, poi oggi in particolare, io ho visto pullulava così la città, con l'arrivo della tappa a Treviso, grande evento, grande cosa, sicuramente tutto il pubblico e i turisti si avvicinano a questi grandi eventi. Poi è iniziato qualche settimana fa con la mostra sul Canova al Bailo, insomma comincia a vedersi la differenza rispetto al passato. Beh sì, direi decisamente di sì, ho già fatto complimenti al nostro sindaco perché l'operazione sull'aeroporto di Treviso deve vedere che stava dando veramente ottimi risultati, siamo molto contenti. Sindaco, quindi si prende i complimenti, però lei voleva sottolineare ancora una volta il ruolo dei volontari, tra l'altro. Sì, approfitto per ringraziare Federalberghi, l'amico Giovanni, anche perché è un lavoro di squadra, un gioco di squadra e la squadra sta vincendo. Oggi c'è stato un esercito di volontari che ha supportato l'organizzazione e ripeto, sono gli stessi volontari che stanno ancora lavorando. Pensate che erano 177 i volontari della protezione civile distribuiti lungo le strade comunali, quindi davvero un ringraziamento straordinario a loro che sacrificano il tempo al loro lavoro, alle loro famiglie, alle loro passioni per mettersi a servizio della comunità. E ritorniamo alle voci di questa giornata straordinaria per Treviso, ancora voci e poi appunto anche la voce degli appassionati dell'Unione Ciclisti Treviso che oggi ha aperto i battenti della sua straordinaria sede. La vedo in tinta, perfetta. Sì, buongiorno, in tinta sì, per la giornata di oggi. Rigorosamente in rosa qui. Sì, rigorosamente in rosa, anche se è la mia prima volta qui a Treviso, per il Giro d'Italia. Ecco, cosa le sembra? È una ripartenza vera questa? Sì, una bella ripartenza dopo il Covid e comunque anche per quanto riguarda questi eventi comunque molto sentiti dai trevigiani. Il Giro è un qualcosa di unico, io dico sempre che è una festa nazionale, oltre a essere un grandissimo evento sportivo, è sempre un'emozione unica vedere le città addobbate di rosa, la gente in festa, quindi il Giro è il Giro, non ci sono aggettivi per descriverlo. È una bellissima giornata, adoro, sono innamorata del ciclismo purtroppo da anni e anni e sono molto contenta che sia arrivato finalmente anche a Treviso ancora. Vedo anche dei volontari, come sempre i carabinieri in prima linea. Lei, ecco, vedo è già in piedi, è il responsabile, mi pare di capire. Buongiorno, io sono il coordinatore di tutti i carabinieri dell'Associazione Nazionale Carabinieri al Giro d'Italia
e quindi noi facciamo un servizio di controllo e sicurezza assieme all'RCS per tutte le tappe del Giro. Li vede disciplinati questi trevigiani? Ma i trevigiani sono disciplinati, io poi sono trevigiano, quindi gioco in casa oggi. Sapere che il Giro è a Treviso e sapere che il traguardo è a 50 metri dalla sede dell'Unione Ciclisti Trevigiani, questo è stato per noi la ciliegina che ci ha fatto così anche presentare la nostra sede a molta gente che sta arrivando a Treviso. E qua l'albo d'oro di tutte le società, vedi, qua ci sono ancora le prime fotografie, e diciamo così un dépliant che ha un suo valore storico. Quando il ciclismo era ancora più faticoso. Sicuramente sì, c'erano ancora i tubolari che si portavano attraverso la spalla, eccetera. Già, quando il ciclismo era più faticoso, ancora di più verrebbe da dire, soprattutto guardando al tappone dolomitico di sabato. Allora domani, riepilogando Marano Lagunare Castelmonte con una breve incursione in territorio sloveno, poi sabato gli occhi puntati appunto sulle Dolomiti, si parte alle 12:15 da Belluno, arrivo sul passo Fedaia dopo aver raggiunto anche il passo Pordoi, la mitica cima Coppi, e poi gran finale a Verona. Ultimo messaggio alla cittadinanza, insomma è da ripetere questo evento, Sindaco. Ma questi sono eventi importanti che accendono i riflettori sulla città. Adesso verrà avanti un altro grande appuntamento che vedrà protagonista il rugby, quindi questi eventi noi li vogliamo portare in città. Consentitemi un ringraziamento ad Antenna 3 e a voi giornalisti, perché avete fatto un lavoro straordinario al nostro fianco per portare l'emozione del Giro d'Italia nelle case dei nostri cittadini, quindi grazie davvero di cuore. Grazie a lei Sindaco. Nicola, da Treviso è tutto, passo e chiudo a te la linea. Grazie davvero Cristian Arboidi, che insieme a Mattia Pizzai oggi ci ha raccontato anche nella nostra prima edizione per tutta la giornata le emozioni del Giro d'Italia a Treviso. Grazie anche al Sindaco Conte per i ringraziamenti a noi. Due le facce di questa giornata nella Marca, quella della gioia, la festa per il Giro d'Italia, e poi c'è il volto del dolore, il volto della rabbia, i tanti agricoltori che devono fare i conti con i danni del maltempo. Oggi firmato lo stato di crisi. È stato riconosciuto lo stato di crisi per le aree fortemente danneggiate dal maltempo che si è abbattuto in diversi comuni delle province di Treviso, Venezia e Vicenza. Un atto fondamentale suggellato dalla firma di un decreto del presidente della regione Luca Zaia in mattinata, che avvia di fatto l'iter per il riconoscimento di indennizi a soggetti pubblici e privati colpiti. In mattinata parallelamente i sindaci di Spresiano, Arcade, Giavera del Montello, Nervesa, Villorba e Volpago si sono dati appuntamento per avviare un secondo passaggio inerente allo stato di crisi e inoltrare la richiesta ad Avepa, Agenzia Veneta per i pagamenti, per il riconoscimento degli indennizi agli agricoltori. Un'azione fondamentale questa per sostenere la categoria duramente colpita. In taluni casi il raccolto è andato completamente distrutto, come ad esempio per la ciliegia di Maserra. Ieri mattina, le dico la verità, un produttore di kiwi e uno di ciliegia si sono messi a piangere, si sono disperati. Le dico, sono pochi quelli che sono assicurati. La decisione di annullare la festa dopo aver sentito tutti i produttori. Ora la speranza è tutta riposta sulle tardive, che rappresentano il 40% del prodotto tipico. Il 20% era già stato venduto, ora era pronto per la raccolta e la vendita il 40% necessario per la mostra, prodotto che non ci sarà. Chiederemo oltre alla Regione aiuto anche allo Stato, così il presidente di Coldiretti. Oltre alla ciliegia colpiti i vitigni del Prosecco, colture di ortaggi a foglia, kiwi prossimi alla fioritura. Sì, ok, lo stato delle calamità è giusto richiederlo, ma sappiamo che è sempre difficile, oppure non si può fare affidamento a che arrivino, diciamo, quei risarcimenti che sarebbero necessari. Perciò l'assicurazione oggi è quella che copre in maniera più vera, diciamo, il danno. Pronti ad accelerare l'iter, promette il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, in contatto fin da ieri con i sindaci della Pedemontana. Interverremo in Consiglio dei Ministri cercando di poter dare delle risorse aggiuntive per in qualche maniera aiutare tutte le persone che hanno visto colpite. Lo avete sentito nei servizi oggi come ieri, tra i comuni della Marca più colpiti c'è Arcade, e oltre ai danni all'agricoltura il maltempo ha lasciato pesanti segni nel parco del municipio a Villa Cavalieri.
Per quanto riguarda il patrimonio pubblico abbiamo avuto alberi caduti, abbiamo avuto linee telefoniche con appunto i pali caduti. Purtroppo invece nell'agricoltura abbiamo situazioni drammatiche perché in questo momento il 100% dei vigneti della nostra area sono praticamente puliti, non c'è una foglia in piedi. Il fortissimo vento, la grandine intensa prolungata, Arcade è uno dei comuni della fascia nord di Treviso colpiti duramente dal maltempo dell'altra notte, tanto che nel pomeriggio a Villa Cavalieri, sede municipale, sono stati convocati agricoltori e viticoltori. Dovranno compilare questo modulo e restituirlo entro domani per avviare le procedure di richiesta danni alla Regione. E proprio il parco della storica Villa Cavalieri porta i segni pesanti della furia del vento. Con un'ordinanza il sindaco l'ha chiuso in attesa di rimuovere gli alberi e i rami schiantati, come quelli che si sono abbattuti sul parco giochi. Guardi, sembra che è più strappato. Ma ci sono state piante che hanno ceduto anche perché celavano una malattia che le ha indebolite. Come possiamo vedere qui dietro, la pianta era sana all'esterno, ma dentro aveva questo problema era quasi marcia, diciamo. Specialmente nelle piante, quelli più importanti, più grandi, faremo questa precisa analisi. Oggi si possono fare anche le radiografie delle piante per capire lo stato reale della pianta stessa, perché è impensabile di essere messi a conoscenza di una pianta di queste dimensioni con problemi e non intervenire. Dal parco di Villa Cavalieri alla scuola media Corazzina, anche qui la furia del vento ha abbattuto piante più o meno grandi. In molti l'altra notte hanno lavorato per sgomberare le strade e rendere fruibili aree come il cortile del plesso per l'indomani. Devo ringraziare ovviamente i vigili del fuoco, sono arrivati tempestivi e hanno messo in sicurezza un paio di situazioni, specialmente di corrente elettrica, la protezione civile, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, cioè tutti i volontari che sono adoperati fino alle 4 del mattino per mettere in sicurezza il paese. Siamo in grossa difficoltà nel reperimento dell'acqua, o ne abbiamo troppa in poco tempo oppure non ne abbiamo per niente per molto tempo. Così oggi l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner in un convegno importante proprio sui cambiamenti climatici e l'acqua a Sandona di Piave. I venti atmosferici degli ultimi mesi sono l'esempio di come il cambiamento climatico stia mettendo in grande difficoltà il territorio per quanto riguarda il reperimento dell'acqua. O si registra una siccità per un lungo periodo di tempo, oppure arrivano, come negli ultimi giorni, delle vere e proprie bombe d'acqua che provocano danni importanti. Bisogna dire che la Regione Veneto già da 10 anni investe molto, 93 milioni di bilancio regionale, oltre 400 milioni grazie all'utilizzo di fondi nazionali, quindi i nostri consorzi di bonifica hanno potuto, grazie alla loro progettualità, portare a casa parecchi soldini. Ora abbiamo altre due sfide importanti, il PNRR e nuovi bandi nazionali, dove contiamo in tutto di portare a casa altri circa 60 di milioni. Fondamentale intervenire tutti insieme per arrivare ad una soluzione. Abbiamo presentato 130 milioni di euro di progetti di studi di fattibilità tecnico-economica nel PNRR, speriamo di vederceli finanziati, sono andati tutti a bando, con i quali facciamo degli interventi di ristrutturazione nelle città. Poi ci sono i rialzi degli argini, perché qui siamo sotto il livello del mare ed è fondamentale non essere soggetti alle mareggiate. La Regione sta inoltre mettendo in cantiere un'altra importante sfida. Ci stiamo adoperando, io con il collega Bottacin dell'ambiente, per il riutilizzo per esempio delle cave dismesse, in maniera tale che queste cave possano essere dei bacini di accumulo che ci consentono appunto di trattenere l'acqua quando ce n'è molta e utilizzarla nei momenti di siccità. Lutto a Loria per la scomparsa a soli 48 anni di Don David Facchinello, era missionario salesiano in Perù da 5 anni. A stroncarlo purtroppo un tragico incidente stradale. La notizia tragica è arrivata ieri in serata ai familiari. Ad annunciarla ai fratelli salesiani. Don David Facchinello, missionario di 48 anni, originario di Loria, in Perù dal 2017, ha perso la vita in un incidente stradale poco lontano da Cuzco, mentre in auto si recava all'aeroporto per raggiungere Lima, dove doveva prendere parte all'apertura del capitolo ispettoriale. Quasi 20 anni di sacerdozio, avrebbe raggiunto quel traguardo il 21 giugno. Don David era conosciuto e amato tanto nella sua terra d'origine quanto in quella in cui operava con straordinaria dedizione. Il parroco Don Enrico Prete ricorda la sua ultima visita proprio a Loria. È ritornato per l'ultima volta circa un anno e mezzo fa e ha incontrato, sempre con la sua
riservatezza, con la sua modestia, ma anche con la carica proprio interiore, con questi occhi che gli brillavano sempre quando parlava della missione, non di se stesso, tutt'altro, tanto era la modestia, la semplicità, ma anche la profondità proprio spirituale e la dimensione del servizio che ha incontrato i nostri giovani dei gruppi parrocchiali e in particolare dell'oratorio, anche i loro genitori, che ha lasciato proprio un ricordo indelebile, tanto che qualcuno di loro ha espresso un desiderio magari di poter, chissà in un futuro non troppo lontano, poterlo magari raggiungere. Profondo il lutto in tutta la diocesi. Don Enrico e i salesiani di Castello di Godego hanno fatto visita in mattinata ai genitori di Don David, Marinella e Ivone, e alla sorella minore Fabiola. Lascio immaginare lo strazio, però posso assicurare, pur nella estrema dolorosità di questa situazione, con sempre un'apertura di fede straordinaria. Sarà la comunità salesiana in Perù a compiere ogni sforzo per far rimpatriare al più presto la salma del missionario e permettere così alla famiglia di dargli l'ultimo saluto nella sua loria. Adesso stiamo anche pensando magari di offrire, vediamo in che serata, un momento, intanto non sapendo i tempi, di preghiera comunitaria appunto a sostegno della famiglia, con un rosario e un'altra manifestazione di vicinanza spirituale. 6 giorni dopo i funerali della moglie, quelli del marito che si è tolto la vita alla vigilia dell'addio all'amata. Il doppio dramma di Quinto continua a scuotere la comunità. Un altro addio per chiudere il cerchio di una tragedia che continua a scuotere la comunità. Lunedì prossimo alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Rovere a Treviso i funerali di Luca Simeonato. Un addio 6 giorni dopo quello alla sua amata Giovanna. Non c'era martedì scorso in chiesa a Quinto il 54enne titolare dell'officina Shop 74 perché 24 ore prima si era tolto la vita, distrutto dal dolore di non poter avere più accanto sua moglie, morta per un edema cerebrale. La scelta terribile di Luca ha diviso e continua a dividere la comunità. Una storia d'amore di quasi 30 anni, spezzata dalla precaria condizione di salute della donna, finché la sua morte ha spinto il 54enne a farla finita. Marito e moglie conosciutissimi per la loro passione per le Harley Davidson. Il popolo dei bikers che ha affollato la chiesa di Quinto martedì ci sarà anche per l'addio a Simeonato. Sarà il saluto finale, commosso, a una coppia unita in un fatale, tragico destino. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. Le testimonianze delle colleghe sono state ritenute credibili e convergenti e i riscontri di natura medico-legale fortemente indicativi di una mancata somministrazione del vaccino. Contro l'ex assistente sanitaria di Spresiano Emanuela Petrillo, condannata dal Tribunale di Udine a una pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione per aver finto di vaccinare, lo ricorderete, centinaia di bambini, non ci fu nessun complotto. La tesi difensiva orientata verso questa direzione o verso la suggestione generalizzata si è rivelata priva di appigli e di logica rispetto alle emergenze processuali. Così il Tribunale collegiale ha motivato la sentenza di condanna a carico di Petrillo per i fatti avvenuti tra il 2014 e il 2016 al Dipartimento di Prevenzione di Codroipo e a quello di Treviso. Petrillo, lo ricordiamo, è ritenuto responsabile di peculato, rifiuto di atti d'ufficio, falso in atto pubblico e falso in certificazione. Le indagini erano partite a giugno 2016 a seguito di una denuncia dei vertici dell'azienda sanitaria di Treviso. A maggio 2017 era poi arrivata anche la denuncia dell'azienda sanitaria numero 3, Alto Friuli. Ancora la sanità in primo piano e torniamo a parlare del dibattito sui super OS e i cosiddetti dottorini in medicina. Il Partito Democratico del Veneto che ribadisce la sua contrarietà a quella che non è, dice il partito, una vera riforma. Noi pensiamo che la Regione Veneto non possa esimersi da avere un intervento importante che vada al di là degli interventi tampone di questa settimana. Dopo 2 anni di Covid il PD Veneto boccia la riforma Azienda Zero e definisce come forzature le soluzioni proposte per coprire la carenza strutturale di personale all'interno degli ospedali. Il dito è puntato contro il percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore sociosanitario, il Super OS, ideato per fronteggiare la carenza di professionisti. Una scelta già bocciata peraltro dai consiglieri d'opposizione in regione, e l'opportunità di schierare in prima linea medici solitamente impiegati nelle retrovie perché ancora specializzandi. Noi riteniamo che non si affrontino e non si risolvano così i problemi. Pensiamo che ci sia bisogno di una sanità davvero universale
che deve garantire un servizio a tutti, e pensiamo che non sia possibile solamente avere delle soluzioni tampone che magari sono state fatte in questi giorni. Il PD torna a insistere sulla necessità di maggiore integrazione tra sociale e sanitario e denuncia il flop della riforma della medicina territoriale mai partita, con i servizi di prossimità promessi ai cittadini. Non è una polemica sulla sanità del Veneto, che è una sanità che deve essere migliorata con delle soluzioni, necessità di introdurre degli interventi correttivi davvero importanti. Tanto però sul fronte sanitario, nell'ULSS 2 importanti novità nel settore della telemedicina. La telemedicina è ormai una realtà e a Ponzano il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, su iniziativa dell'ANAP, gli anziani di Confartigianato, ne ha parlato con una platea di un centinaio di pensionati. A breve l'azienda sanitaria acquisterà e distribuirà i braccialetti elettronici per monitorare i malati cronici. Il braccialetto elettronico servirà per ovviamente monitorare dei parametri che poi andremo a decidere quali sono. Potrebbe essere il paziente diabetico oppure il paziente scompensato, a livello dove viene fatto un ECG, un elettrocardiogramma, e quindi lo specialista può vedere, oppure il paziente che ha una BPCO, quindi ha problemi di ossigenazione, dove si fa l'ossimetria e si vede che tipo di terapia e come cambiare la terapia. Quindi credo che oggi dobbiamo orientarci in questo senso. Telemedicina, infermieri e case di comunità. Non si tratta solamente di sopperire alla mancanza di medici. Adesso ci può sicuramente aiutare, perché la programmazione nazionale non ha dato abbastanza medici specialisti e questa è la nostra grande criticità. Però sicuramente è il futuro, perché il futuro oggi è gli ospedali iperacuti, dall'infarto del miocardio all'ictus, al politrauma eccetera, e l'ospedale, come dice anche il presidente Zaia, virtuale, dove sostanzialmente tanti specialisti rispondono a quesiti che vengono fatti dal medico di famiglia o dai caregiver o dalle persone stesse a livello domiciliare. È proprio la modalità che consente loro di poter essere costantemente in contatto con il medico, che può intervenire su tantissime patologie, quindi è difficile che il medico di base possa avere la specializzazione, invece in questo modo ognuno può essere monitorato e avere sotto controllo la propria salute. Ecco. Per far viaggiare i dati, Benazzi dice chiaramente che il tanto discusso 5G è necessario. Lo so che sono controcorrente, però credo proprio di sì, cioè non possiamo frenare ovviamente la tecnologia, e il 5G ci dà la possibilità di portare anche documenti pesanti che oggi effettivamente quindi intendo TAC, risonanze, che oggi in certe realtà facciamo fatica a portare. Intanto in calo anche nella Marca, come a livello nazionale, i casi di Covid, che dal 1° giugno saranno concentrati solo all'ospedale di Vittorio Veneto, liberando Treviso e Montebelluna. Ancora troppo pochi gli over 80 vaccinati con la 4ª dose. Il direttore generale invita a non sottovalutare il virus, che comunque ancora circola. Purtroppo ci si ammala ancora, qualcuno entra in ospedale e qualcuno va ancora in pneumologia. Adesso al Quinto di Treviso, all'Oasi di Cervara, che dopo la pandemia torna a essere la meta di turisti e visitatori. Abbiamo trascorso una mattinata in questa meravigliosa riserva naturale. L'Oasi di Cervara è una riserva naturale che tutela un ambiente palustre lungo le sponde del fiume Sile. A pochi passi da Treviso ci troviamo immersi in un paradiso, uno degli ultimi esempi rimasti di area umida di Risorgiva e per questo motivo classificato come sito di interesse comunitario. Un viaggio immersi nel verde a contatto stretto con la natura, una giornata che è stata chiamata nascita e rinascita. Una nascita perché qui abbiamo le cicogne e quindi sono l'emblema della nascita, e una rinascita per buttarci alle spalle questo brutto periodo che ci ha visto 2 anni fermi purtroppo, e quindi vogliamo veramente far conoscere al mondo questa bellissima oasi per fare in modo che la gente venga a divertirsi e a rilassarsi in questo sito meraviglioso. Un luogo visitato da turisti, da famiglie con bimbi, per una giornata di relax in mezzo alla natura, per guardare le meravigliose specie fra cicogne e uccelli. Questa, assicura il sindaco, sarà un'estate piena di iniziative. Avremo degli spettacoli per bambini, ma anche spettacoli per i più grandi, e stiamo pianificando, spero di riuscire a farcela, una notte all'Oasi, quindi con un mini campeggio per famiglie, vedere la natura, ascoltare la natura in piena notte, che ci sono rumori e cinguetti, perché nonostante tutto gli uccellini qui cantano anche la notte.
un'oasi dove grandi e piccini potranno addentrarsi nella selva dei gufi. Lui si chiama Bilbo ed è uno dei nostri rapaci notturni, in particolare lui è un allocco. E quindi ci troviamo all'interno appunto di questa selva che per noi è un progetto avviato ormai da 10 anni per far conoscere e incontrare da vicino questi animali che sono così misteriosi, però così anche amati e anche a volte un po' bistrattati. Adesso le notizie dal Bellunese. Partiamo con un vero e proprio allarme, una segnalazione che di fatto è un vero e proprio allarme da parte del soccorso alpino bellunese. L'uso indiscriminato dei droni anche in montagna può rappresentare un pericolo concreto per l'attività in volo degli elicotteri operativi nei soccorsi. La segnalazione del delegato del soccorso alpino bellunese Alex Baratin, che dice il rischio di impatto con i rotori è concreto. Sentite. Ricordatevi che il drone è quel mezzo però che può diventare un pericolo per un eventuale elicottero che può arrivare. Quindi fate attenzione, appena sentite un rumore di un rotore di un elicottero, la prima cosa che dovete fare è andare a terra. Il drone è diventato oramai come una macchina fotografica, lo si può acquistare anche al supermercato ed è utilizzato sempre più per realizzare video per immortalare escursioni in montagna, ma rappresenta un pericolo reale per i mezzi di soccorso aerei. Lo segnala il delegato bellunese del soccorso alpino Alex Baratin. L'uso dei droni ultimamente è diventato di uso quotidiano anche da parte di chi non è così formato per poterli utilizzare. Fate attenzione perché può diventare un problema di sicurezza veramente importante. La stagione delle gite in montagna oramai è iniziata e il tema della sicurezza posto puntualmente dal soccorso alpino non ammette deroghe. Però noi chiediamo a queste persone che utilizzano i droni di farsi un attestato, di capire quali sono le problematiche dell'utilizzo di quel gioco, che può essere anche un gioco molto bello, però può diventare un problema veramente importante laddove va a impattare contro il rotore di un elicottero o contro la carlinga dell'elicottero. Il web è pieno di tutorial che spiegano come utilizzare i droni. Pur se non obbligatorio, spiega Alex Baratin, meglio sarebbe conseguire il patentino che l'Unione Europea dal 31 dicembre del 2020 ha introdotto per i droni a partire dal peso di 250 grammi. Abbiamo aperto il telegiornale con la tappa del Giro d'Italia a Treviso e, come ha ricordato Cristian Arboit in diretta, poi l'attesa. C'è per sabato il tappone dolomitico, ma è un tappone dolomitico a rischio meteo. Passo Fedaia, ultima salita del Giro d'Italia. Chi al termine di questa giornata, la giornata di sabato, vestirà la maglia rosa al 99,9% vincerà il Giro. Countdown per la 20ª tappa del Giro d'Italia che sabato mattina partirà da Belluno per concludersi al confine con il Trentino Alto Adige su un tracciato sul quale già oggi a decine gli appassionati si mettevano alla prova. Grande attesa a partire dal capoluogo con la notte in rosa di domani fino a in cima alle Dolomiti per un arrivo che mancava da quasi 3 lustri. È sicuramente una grande pubblicità, ma anche perché noi siamo stati fermi 2 anni per il Covid, 1 anno per Vaia, il disastro che abbiamo avuto qui sulle Dolomiti. Penso che sia una buona carta turistica, così la gente scopre questa bella regione. Il passaggio è sempre e comunque il passaggio del Giro, della carovana dei ciclisti, è sempre una grossa pubblicità per tutti noi. L'arrivo del Giro cosa vuol dire? Tanto panico per noi, perché non è che ti capita tutti i giorni, non saprei neanche dire, è una felicità da una parte, però tanto stress perché vuoi offrire tanto, vuoi dare tanto, però l'incertezza è quella che ti frega un po', ecco. Il tappone dolomitico avrà un tracciato spettacolare attraverso i passi San Pellegrino e Pordoi, con numeri della tappa davvero importanti. 4.490 metri di dislivello per 167 km di lunghezza attraverso Limana, Trichiana, Sedico, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sospirolo, Agordo, Cenceniche, Falcade e poi la Val di Fassa con Cimacoppi, prima di arrivare a Roccapietore con il traguardo volante di Malgacciapela, per poi arrampicarsi verso il cielo dove il rosa si toccherà con l'azzurro. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio le previsioni del tempo.
Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica stabile, bel tempo, ma con la consueta instabilità in corrispondenza delle Alpi e con caldo intenso. Vediamo il dettaglio di venerdì 27 maggio. Sul Veneto avremo una prevalenza di sole con significativi spazi di sereno e alcuni addensamenti nuvolosi, specie a partire dal pomeriggio sulle zone montane, dove sarà possibile anche qualche precipitazione a carattere di rovescio. In locale estensione poi anche alla pianura limitrofa. Temperature in lieve aumento, minime tra 16 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo poco nuvoloso su pianura e costa. Sulla zona montana invece saranno possibili isolati temporali a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con occasionali piovaschi entro sera sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime infine intorno ai 31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.